partita e bastano 12. La partita. Posso vedere le informazioni? No? Quella del città Messina. Sì. La del città di Messina mi interessava. Sì, sì, questo. Ah, il duro è un gioco. Per 6 settimane a soli 9 euro. È semplice. Prova Sky. Scommesso. Buon pomeriggio amici sportivi in diretta dal Ciccino Micale di Capodorlando. Assisteremo alla sfida playoff per la 14ª giornata del campionato di eccellenza che vedrà confrontarsi sul rettangolo verde il Città di Sant'Agata, in questo momento terzo in classifica a un punto dalla Città di Messina, secondo che bracca il Biancavilla, fino a questo momento capolista del girone a quota 31. Si affrontano la migliore difesa del torneo, quella della Città di Messina, che ha subito solamente 6 reti in campionato, affronta il miglior attacco, quello della Città di Sant'Agata, che in 13 partite è riuscito ad andare a segno per ben 30 volte. Andiamo a darvi lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa del Città di Sant'Agata, che schierano con il numero 1 Inferrera, 2 Russo, 3 Bontempo, 4 Privitera, 5 Scaffiti, 6 Zingales, 7 Lupo, 8 Segreto, 9 Cicirello, 10 Mincica, 11 Isgro. A disposizione il numero 12 Scurria, 13 Longo, 14 Calafiore, 15 Franchina, 16 Matera, 17 Fogliani, 18 Pino. Allenatore il signor Bellinvia. D'altra parte il Città di Messina schiera con il numero 1 Paternidi, 2 Silvestri, 3 Leo Davide, 4 Leo Salvatore, 5 Filistad, 6 Fragapane, 7 Costa, 8 Calcagno, 9 Rasà, 10 Cardia, 11 Quintoni. A disposizione con il numero 12 Maisano, 13 Porcino, 14 Di Stefano, 15 Ginagò, 16 il neoacquisto lo giudice Damiano, 17 La Corte, 18 Di Vincenzo alla prima panchina con la prima squadra per il classe 2000. Sembra essere tutto pronto per il fischio iniziale. In maglia bianca inserti giallorossi si schiera il Città di Messina, che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri videoschermi in questa prima frazione, viceversa da destra verso sinistra in maglia blu a inserti verde fluo il Città di Sant'Agata, padroni di casa. Il primo possesso sarà proprio per il Città di Sant'Agata, un match sicuramente importante in contemporanea, la sfida cruciale per il campionato, quello del Biancavilla, che in casa gioca contro la quarta forza del girone, lo Scordia. Match ad alta quota per questa giornata
di eccellenza. Temperatura gradevole al Cicino Micale, finalmente è uscito il sole dopo una mattinata di perturbazioni. Siamo agli ultimi controlli da parte dei direttori di gara, c'è forse qualche problema alla rete in questo momento, difesa da Paterniti. Va a sincerarsi l'arbitro delle condizioni della porta. Sembra essere tutto pronto, forse no. Andiamo a vedere, andiamo a spulciare la formazione del Città di Messina, che viene qui al Cicino Micale con gli squalificati importanti Bombara e Alessandro. Mister Furnari ha deciso di schierare il rientrante Cardia come uomo più avanzato della mediana a supportare l'unica punta Rasà al rientro dopo il turno fuori dal rettangolo verde nella partita contro il Camaro per infortunio. Il match winner della scorsa giornata, Franco Lacorte, invece parte dalla panchina. Come detto, anche il neoacquisto Damiano Lo Giudice, arrivato in settimana dal Pistonina. In difesa invece Mister Furnari ha deciso di colmare il buco di Capitan Bombara, inserendo nei tre Fragapane. La mediana invece confermato Costa, che ha avuto qualche problema in settimana. Mister Furnari non ha voluto rinunciare all'esperto centrocampista, e quindi insieme a Calcagno e a Quintoni comporrà la linea mediana. Sugli esterni invece confermatissimi Silvestri e Davide Leo. In avanti, come detto, Cardia a supportare Rasà. Forse ci siamo, sembra essere tutto pronto per il fischio iniziale. Come detto, il primo possesso lo andrà a battere il Città di Sant'Agata. Vediamo la diretta di questa partita è offerta da Wisport Eventi e Servizi, e siamo partiti con il fischio iniziale. C'è subito una verticalizzazione da parte del Sant'Agata a cercare il numero 9 Cicirello, che va a fare a sportellate con Salvatore Leo. In qualche modo riesce a respingere la difesa della Città di Messina. Il pallone arriva qui sull'out di sinistra, ancora una volta ritorna in possesso la squadra ospite. Cardia qui subisce il fallo per l'intervento da parte del numero 7 del Città di Sant'Agata, Lupo. Sistema il pallone Salvo Leo. In out laterale si andrà a incaricare il numero 4 della squadra di casa, Privitera. C'è però un fischio da parte del direttore di gara, la rimessa laterale probabilmente in favore del Città di Messina. Se ne incarica Salvatore Leo, che cercherà in avanti probabilmente uno fra Costa e Silvestri. Avanza Salvatore Leo per andare a occupare la giusta posizione di questa rimessa laterale. Trova Cardia, che cerca subito il lancio in avanti, non lo capisce però nessuno in questa occasione, né Rasà né Silvestri erano andati in verticale per approfittare del passaggio del numero 10 del rientrante Ciccio Cardia. Prova dall'altra parte il Città di Sant'Agata invece a verticalizzare, c'è però una posizione irregolare degradata dall'assistente del direttore di gara. No, il pallone era uscito, quindi sarà semplice rimessa laterale per il Città di Messina. Prime battute abbastanza confuse di questo incontro. Nessuna delle due squadre sta riuscendo a imporre il proprio gioco. C'è un batti-ribatti continuo, quando poi c'è il Città di Sant'Agata adesso in possesso. C'è una rimessa laterale guadagnata dalla squadra di casa, c'è qualche protesta da parte del Città di Messina. Il pallone viene spedito direttamente sul fondo e quindi si potrà ripartire con il rinvio affidato all'estremo difensore di Paterniti. Come abbiamo detto, sfida importante per la classifica. Si affrontano la migliore difesa, quella del Città di Messina, e il miglior attacco, quello del Città di Sant'Agata. Potrebbe approfittarne per allungare su entrambe le contendenti il Biancavilla, impegnato tra le mura amiche contro lo Scordia. Ritarda la ripresa del gioco Paterniti, finalmente adesso arriva il rinvio sul pallone, tutto solo Rasà riesce a stoppare e a scaricare verso Quintoni il pallone verso Calcagno, che cerca la verticalizzazione su Cardia, che qui atterra il giocatore del Città di Sant'Agata. E calcio di punizione, prova subito la proprietà di Città di Sant'Agata, il pallone arriva sull'out di destra. Se non andiamo errati dovrebbe essere il numero 10 della formazione locale ad avere il pallone. Si guadagna un calcio d'angolo il Città di Sant'Agata.
è il primo per i padroni di casa. C'è un fischio però da parte del direttore di gara, non può riprendere il gioco. Qualche colpo proibito in area di rigore. Cerca di mettere tutto a posto l'arbitro. C'erano molte spinte, tanti uomini del Città di Sant'Agata e del Città di Messina in area di rigore per cercare una deviazione su questo calcio d'angolo. Parte il pallone in area di rigore, riesce a respingere il Città di Messina, il pallone però finisce fuori, sinistro violento da parte del numero 10 Mincica, che però manda alle stelle la sfera. Registriamo quindi la prima occasione del Città di Sant'Agata con questo tentativo del proprio numero 10, che però non ha trovato lo specchio della porta. Città di Messina che prova a ricominciare il gioco sempre con i difensori in possesso del pallone, che poi lanciano in avanti. La sfera ancora preda però della difesa del Città di Sant'Agata, che cerca con i lanci lunghi di sorprendere la difesa della Città di Messina. Qui viene però pescato in fuorigioco il numero 11 Isgro. La ripresa delle azioni viene affidata come sempre a Paterniti, che cercherà in questo caso invece il lancio lungo. Il suo mancino scavalca il centrocampo, non arriva Costa, non arriva nemmeno Silvestri, il pallone finisce fuori per il direttore di gara e per il suo assistente. C'è quindi una rimessa da dare per il Città di Sant'Agata. La ripresa del gioco con fair play viene nuovamente affidata a Paterniti dai giocatori del Sant'Agata. Vediamo adesso l'estremo difensore se cercherà un compagno o se servirà a lungo. Opta per la seconda cercando Davide Leo, che non arriva sul pallone, che finisce nuovamente in out. Città di Sant'Agata che si fa rivedere in avanti con questo tentativo direttamente da rimessa laterale. Riconquista il pallone però Calcagno, che cerca Quintoni in avanti ancora una volta. Riesce la difesa del Sant'Agata a liberare, poi Rasà scarica su Quintoni che cerca Davide Leo, ancora una volta per Rasà di testa verso Davide Leo, che cerca spazio sull'out di sinistra, prova a saltare un avversario che però lo stende per il direttore di gara, e calcio di punizione, intervento falloso secondo l'arbitro. Forse era arrivato sul pallone il difensore del Sant'Agata, un po' irruento però il suo intervento su Davide Leo, e ci sarà quindi un calcio di punizione per il Città di Messina. Occhio agli schemi di Mister Furnari, che in questo campionato finora hanno sempre portato esiti positivi sul punto di battuta. L'incaricato è Giuseppe Quintoni in area di rigore. Nel frattempo sono saliti Salvatore Leo, Costa, Rasà. Al limite dell'area si sistema anche Cardia un po' più indietro per eventualmente recuperare la ribattuta. C'è Francesco Calcagno. Bisogna però far rispettare la distanza dal punto di battuta della barriera del Città di Sant'Agata, che dalle nostre telecamere non sembra assolutamente corretta. Allora arriva l'arbitro che concede come di norma i 9 passi. Sul punto di battuta, come detto, ci sono adesso Davide Leo e Quintoni. Probabilmente un appoggio di Davide Leo proprio per Quintoni, che cerca con il mancino il pallone in area di rigore. Rasà non arriva, viene comunque fischiata posizione irregolare all'attaccante ex Milazzo. Potrebbe essere la chiave di volta giusta quella per sbloccare una gara così importante, quella dei calci da fermo da una e dall'altra parte. Città di Sant'Agata, la ripresa del gioco affidata al portiere Inferrera, che rimette in avanti a cercare il colpo di testa di Cicirello, che riesce a trovare Mincica. Ancora Mincica che cerca di superare un paio di avversari, arriva però Calcagno che riesce a recuperare la sfera, viene subito pressato però da quelli del Sant'Agata. Cardia scarica sulla destra per Silvestri, che sbaglia il controllo. Brutto pallone perso dal numero 2 di Mister Furnari. Allora c'è una rimessa laterale per il Città di Sant'Agata con Mincica, che cerca di superare Costa, che però gli sbarra la strada. Silvestri rinvia alla buona, il pallone torna tra i piedi dei difensori dei padroni di casa, che sbagliano però il tentativo di rinvio. Il pallone viene recuperato dalla Città di Messina con Cardia, che va a lanciare su Rasà, prova a controllare forse con la mano, sì, anche per il direttore di gara è fallo dell'attaccante della Città di Messina, e allora il Città di Sant'Agata dovrà ripartire con un calcio di punizione dalla propria tre quarti. Il pallone viene allargato sull'out di sinistra, ancora una volta viene cercato un lancio lungo, riesce però Silvestri a respingere Costa, poi subisce il fallo. Sa lo stesso Costa a rimettere il pallone in gioco probabilmente, adesso però no, si allontana, allora lascia l'incombenza a Salvatore Leo.
proprio il numero 4 che cerca per vie centrali Calcagno, che allarga nuovamente per Quintoni, sbaglia per il controllo, allora Città di Sant'Agata può ripartire. Il pallone per Isgro, che cerca spazio sulla destra, viene però atterrato in maniera regolare secondo l'arbitro da quelli del Città di Messina. C'è poi fallo da parte di Fragapane e quindi calcio di punizione del Città di Sant'Agata. C'è qualche protesta, volevano il giallo quelli del Sant'Agata per il difensore che veste la numero 6 oggi. È una delle prime volte di stagione che Fragapane viene fatto arretrare sulla linea dei difensori. Solitamente viene sfruttato da Mister Furnari come esterno dei 5 sulla mediana, esterno mancino. L'assenza però di Capitan Bombara pesa nell'11 titolare, allora Mister Furnari ha preferito affidarsi all'esperienza del classe 94 Fragapane. Calcio di punizione per il Città di Sant'Agata, il pallone al limite dell'area, viene respinto da Leo, poi viene allargato dal Città di Sant'Agata su Micica che cerca spazio per il destro, arriva però Cardia che gli nega il cross, ancora Micica in posizione arretrata, va a scaricare per la difesa, deve ricominciare tutto il Sant'Agata. C'è un retropassaggio verso il portiere Inferrera che deve rinviare con i piedi, riesce a guadagnarsi una rimessa laterale il Città di Messina. Buono il pressing di Cardia in questo caso, ha fruttato un nuovo possesso per i giallorossi. Adesso c'è la rimessa laterale affidata proprio a Fragapane che cerca in avanti un compagno, il pallone viene respinto, torna nuovamente fra i piedi del Città di Messina con Calcagno che cerca Rasà, non riesce, Cardia scusate, non riesce ad arrivare il numero 10, allora il Città di Sant'Agata cerca nuovamente l'impostazione del gioco. Qui una bella giocata da parte di Zingales su Silvestri, il pallone torna tra i piedi dell'estremo difensore Inferrera, pochi pericoli verso le due porte, fino a questo momento dormono sonni tranquilli sia Paterniti che Inferrera. Le due squadre non riescono a pungere in avanti, ancora mai pericolosi gli attaccanti Rasà e Isgro. Rimessa tale per il Città di Messina, ancora una volta affidata a Fragapane, c'è lo stacco da parte di Rasà che va a cercare in avanti Davide Leo, il pallone torna a centrocampo verso Costa che cerca di sulla destra Silvestri, il pallone però è corto, lo recupera il Città di Sant'Agata, viene lanciato in avanti Zingales da Mincica, poi Silvestri ancora una volta per Costa, supera la linea del centrocampo, prova a guadagnare spazio, la rimessa laterale però è per il Città di Sant'Agata, infatti l'ultimo tocco è proprio dell'ex Igea Virtus. Entrambe le squadre cercano di ripartire con il fraseggio affidato ai difensori. Adesso il pallone sulla destra viene allontanato da Fragapane che si rifugia in rimessa laterale. C'era il pressing in questo caso del numero 11 Sgro. Rimessa laterale che viene battuta all'indietro. Lancio lungo a cercare nuovamente Isgro, anticipato da Fragapane ancora una volta in rimessa laterale. Siamo intorno al 20° del primo tempo. Attenzione qui però perché Isgro scappa sull'out di destra, entra in area di rigore, prova a mettere dentro per Cicirello che viene però anticipato nell'intervento da Salvatore Leo. Poi non c'è nulla per il direttore di gara, l'ultimo tocco anche per il Città di Sant'Agata e ci sarà rimessa laterale per il Città di Messina. Pericolosissimo Isgro quando decide di puntare l'1 contro 1. Alla prima occasione è riuscito a entrare in area di rigore e mettere dentro per Cicirello, nell'occasione però è stato bravo Salvatore Leo a anticipare il numero 9 di Mister Bellinvia. E il confronto con l'ex allenatore del Città di Messina, allenatore che ha portato la squadra all'eccellenza. Qui attenzione, c'è forse un fallo per il Città di Messina, no, il fischio è contrario per il direttore di gara, c'è fallo in attacco di Davide Leo dalla nostra posizione. Sembra che l'intervento falloso fosse del difensore del Città di Sant'Agata, ci sarà però un rinvio da parte di Inferrera che cerca in avanti Sgro, anticipato da Fragapane. Pallone vicino al cerchio del centrocampo, viene toccato da Rasà, ancora per Costa, Cardia all'inseguimento, viene anticipato però dal difensore del Città di Sant'Agata che serve Micica, ancora il numero 10 a cercare l'intervento da parte di Cicirello che però non arriva sul pallone. Silvestri rinvia, il pallone viene toccato da Micica, il Città di Sant'Agata recupera il pallone, prova il colpo di tacco, tunnel riuscito, poi Costa in maniera intelligente trova la deviazione da parte di Zingales. Il Città di Messina può respirare, nessuna delle due squadre sembra avere il pallino del gioco in mano, possessi confusi, pochi passaggi corretti, soprattutto negli ultimi 20 metri. Paterniti qui si affida al mancino per rimettere il pallone in avanti, Quintoni riesce a toccare di testa, Davide Leo controlla la sfera e la difende, ancora Davide Leo che viene atterrato così dal giocatore del Città di Sant'Agata.
fallo duro, soprattutto per la posizione in cui è stato commesso. Minuto 23, siamo ancora sullo 0-0 al Cicino Michele di Capodorlando nella sfida valevole per la 14ª giornata del campionato di eccellenza, che vede opposte Città di Sant'Agata e Città di Messina. C'è un calcio di punizione per gli ospiti affidato a Filistad, che cerca sulla destra Salvatore Leo. Si alza subito il pressing da parte degli attaccanti di mister Bellinvia. Il rinvio difettoso da parte dell'ex Taormina Filistad. Guadagna una rimessa laterale il Città di Sant'Agata, già battuta. Il pallone lanciato verso Mincica, brutto lancio però assolutamente non alla portata del numero 10, che lascia sfilare il pallone. Quindi un nuovo tentativo il Città di Messina per cercare di reimpostare un'azione offensiva. Rimessa laterale da parte di Leo, tocca Cardia di testa, cerca in avanti Rasà, il pallone però finisce nuovamente fuori. Allora il copione cambia, Città di Sant'Agata adesso a questa occasione, il pallone viene allontanato prima da Calcagno, che poi viene anticipato forse in maniera irregolare. C'è il lancio per Cicirello sull'out di sinistra, entra in area di rigore Cicirello, viene affrontato da Filistad, ancora Cicirello se la porta sul destro, salta due avversari, prova il tiro, Paterniti riesce a far sua la sfera. Eccola la prima occasione pericolosa, il primo tiro verso la porta del Città di Sant'Agata al minuto 24. Ci prova Cicirello che entra in area di rigore, il pallone però è stato preda dell'estremo difensore Paterniti. Non perfetti in questo caso né Salvatore Leo né Filistad in azione di opposizione. Sarà proprio Paterniti adesso che potrà beneficiare di una rimessa dal fondo. Si è reso pericoloso il Città di Sant'Agata. Adesso Paterniti che va a scaricare su Costa e controlla il pallone con il petto e cerca Calcagno. Errore però da parte dei giocatori del Città di Messina. Viene lanciato Mincica, che però è in fuorigioco. Immediatamente alzata la bandierina. Sembrava abbastanza netta la posizione da parte del numero 10. In questo caso il Città di Sant'Agata però sembra aver trovato il bandolo della matassa per creare qualche pericolo al portiere avversario. Vediamo come reagisce Città di Messina. Qui c'è un rinvio lungo, viene toccato alla difesa del Città di Sant'Agata. È stato Zingales a toccare per ultimo e allora può avanzare, può guadagnare metri il Città di Messina. Messa laterale affidata come sempre qui sulla destra Salvatore Leo, che cerca in avanti Cardia, è tutto solo, al tempo per stoppare Cardia, che cerca nuovamente Salvatore Leo in appoggio su Calcagno. Il pallone finisce a Quintoni, che col mancino prova a mandare in avanti alla cieca però, e allora riconquista la sfera il Città di Sant'Agata. C'è ancora un lancio in avanti, Fragapane deve cercare di allontanare il pericolo, si rifugia in out spedendo il pallone col sinistro fuori. Città di Sant'Agata che adesso ha un'occasione qui sull'out di destra, il pallone viene messo in mezzo, forse viene toccato da Quintoni, che riesce a respingere, riconquista il pallone definitivamente Fragapane, che può allontanare. Si guadagna il meglio che poteva da questa occasione. Infatti sarà rimessa laterale per il Città di Messina. Pochi minuti fa la prima occasione pericolosa di questa prima frazione, con l'inserimento in area di rigore da parte di Cicirello, che ha scattato Leo e Filistad per provare il destro sul palo di Paterniti, che però è riuscito a bloccare il pallone. Torniamo in cronaca con Filistad che cerca di difendere il pallone dal pressing avversario. Si guadagna un calcio di punizione il difensore con il numero 5 del Città di Messina, che fino a questo momento in avanti non è riuscita a pungere. Ricordiamo la formazione che vede Francesco Cardia al rientro da titolare in supporto dell'unica punta Rosario Rasà, anche lui al rientro dopo l'infortunio che l'ha tenuto ai box la settimana scorsa nella delicata sfida contro il Camaro. Rinvio totalmente sballato da parte di Paterniti, che favorisce una nuova rimessa laterale per il Città di Sant'Agata. Qui sull'out di destra viene cercato il pallone in avanti, forse c'è una spinta di Filistad, non viene però ravvisata dall'arbitro. Allora Costa si affida dietro a Salvatore Leo, errore da parte di Salvatore Leo, riconquista il pallone il Città di Sant'Agata. Intervento da parte di Salvatore Leo sull'attaccante dei padroni di casa. Per il direttore di gara non c'è nulla, chiedevano il calcio di rigore quelli del Città di Sant'Agata. È sembrata però corretta la decisione del direttore di gara in questo caso su Isgro. Arriva però il fallo da parte di Filistad, se non andiamo errati, che viene ammonito. Episodio chiave quindi al minuto 27, con l'ingresso in area di rigore da parte di Isgro, che ha recuperato il pallone su Salvatore Leo. È stato però
anticipato poco prima di provare la conclusione dallo stesso Leo, che è riuscito a recuperare bene. L'azione è proseguita e il Città di Sant'Agata si è guadagnato un calcio di punizione. Siamo ai 35 metri dalla porta dell'estremo difensore Paterniti. Vediamo come cercherà di sfruttare l'occasione il Città di Sant'Agata. Probabilmente il pallone verrà scodellato in mezzo, infatti alza la mano l'incaricato, che proverà a mettere dentro. C'è il fischio dell'arbitro, è uno schema, il pallone finisce al limite dell'area di rigore, respinto però dalla difesa della Città di Messina, che riesce a rimandare indietro al mittente. Poi qui c'è un lancio verso Zingales anticipato da Silvestri in rimessa laterale. Città di Sant'Agata che ha alzato la pressione negli ultimi minuti in questa seconda metà del primo tempo. Poi qui c'è un cambio battuta per il Città di Messina, che allora potrà riprovare a ributtarsi in avanti. Come detto, il Città di Sant'Agata ha alzato la pressione negli ultimi minuti con le due occasioni, prima per Cicirello, è stato fermato da Paterniti, e poi da Isgro, bravo a recuperare il pallone, poi però fermato da Salvatore Leo. Nell'occasione hanno chiesto il calcio di rigore i padroni di casa, non concordato al direttore di gara. Teniamo in cronaca con Zingales che cerca in avanti nuovamente la deviazione da parte di Cicirello, che riesce a controllare. Ancora Cicirello che cerca Mincica, lo supera però, prova a mettere il pallone in mezzo. C'è Quintoni che va a scaricare su Filistad, il suo rinvio non riesce a trovare Costa e allora il pallone va fuori. Sul punto di battuta dovrebbe andare Zingales, che però lascia l'incombenza del rimessa laterale al compagno. Il pallone dentro verso Mincica, che cerca la girata in area di rigore allontanata da Filistad, poi è Costa a spazzare via. Il pallone ancora una volta tra i piedi dei giocatori del Città di Sant'Agata, che adesso sembrano tenere in mano il pallino del gioco. Cerca Calcagno di recuperare la sfera, riesce. Costa va a servire Cardia, può ripartire il Città di Messina. Attenzione alle occasioni, c'è Quintoni sull'out di sinistra, può cercare l'uno contro uno, riesce a saltare l'avversario diretto. Ancora Quintoni che va con il destro in area di rigore, viene allontanata la sfera da parte della difesa delle Città di Sant'Agata. C'è ancora una volta uno scarico, Quintoni cerca il cross dentro, viene deviato e allora il pallone torna per il giocatore delle Città di Sant'Agata. Davide Leo prova a riconquistarlo senza fallo. Ancora padroni di casa in avanti, ci sarà una rimessa laterale per il Città di Messina, che potrebbe sfruttare queste ripartenze. In questo caso Cardia, Quintoni e Rasà hanno provato a proiettarsi in avanti, non riuscendo però a superare il muro eretto davanti alla porta di Inferrera dai padroni di casa. È rimessa laterale per il Città di Messina, affidata a Fragapane. Rasà, Quintoni prova il mancino, Inferrera para centrale. È la prima occasione del Città di Messina al minuto 31. Torniamo però in cronaca perché riesce a prendere il pallone Isgro, che ci prova col mancino, tutto fermo però. Tutto fermato da parte del direttore di gara. Il tentativo dalla lunga distanza da parte del numero 9 Cicirello, che ha provato a impegnare Paterniti. Il gioco però era fermo, tocco irregolare probabilmente da parte di Cicirello con la mano, visto che la bandierina del direttore di gara non è stata alzata. Non pensiamo di trattarsi di fuorigioco, bensì appunto di controllo irregolare con il braccio. Attenzione però, perché il Città di Sant'Agata sembra poter pungere nelle azioni offensive. Poco prima abbiamo visto il tentativo da parte di Quintoni al minuto 31, il primo tiro verso la porta del Città di Messina con il numero 11 Quintoni. Qui attenzione, c'è un controllo da parte del Città di Sant'Agata, centrocampo, verticalizzazione ancora una volta verso il possibile tentativo di Mincica, che però non è in posizione. Allora Calcagno può recuperare la sfera, lancia in maniera abbastanza rischiosa ancora Calcagno, errore da parte di Filistad che atterra il giocatore. Si scatenano le proteste da parte del Città di Sant'Agata, forse Filistad in questo caso irregolare il suo intervento su Cicirello. Non protesta però il Città di Sant'Agata, protestano bensì i tifosi. Ancora in avanti la verticale verso Mincica, che però viene anticipato da Salvatore Leo. Ancora Mincica in possesso del pallone con il sinistro, per mettere in mezzo. Dall'altra parte sul secondo palo arriva il colpo di testa da parte di Cicirello, che cercava probabilmente Isgro, non lo trova e allora Paterniti in uscita ha fatto sua la sfera. Ancora una volta però pericoloso il Città di Sant'Agata con questo pallone in area di rigore.
Filistad ha atterrato Cicirello. Vedremo nel nostro servizio serale se si trattasse o meno di rigore. Ovviamente le proteste da parte dei tifosi del Città di Sant'Agata, meno quelle in campo. Torniamo in cronaca con il Città di Sant'Agata. A questa occasione il pallone sull'out di destra viene messo in mezzo per vincere un secondo palo anticipato da Salvo Leo. Ancora una volta però il pallone torna per i giocatori del Città di Sant'Agata con Isgro che scarica sul compagno. Il pallone viene messo dentro, allontanato però da Fragamane che cerca Rasà. Non ha però nessun tipo di appoggio, Rasà non riesce a controllare il pallone, sempre anticipato fino a questo momento. Poi bravo Calcagni a recuperare il pallone per Cardia che viene esteso. C'è un calcio di punizione intelligentissimo. Il fallo guadagnato da Francesco Cardia a centrocampo. Può rifiatare il Città di Messina. Ha avuto un paio di occasioni per rendersi pericoloso il Città di Sant'Agata. Deve riordinare l'idea la squadra di Mister Furnari. Con questo calcio di punizione sul punto di battuta ci va Giuseppe Quintoni e con il mancino prova a lanciare Cardia, anticipato qui dalla difesa del Città di Sant'Agata. Siamo vicini alla bandierina, ancora Cardia che qui riesce in qualche modo a riconquistare il pallone. C'è però un fallo proprio del numero 10 fischiato dal direttore di gara. Dovrà ripartire la terza forza del campionato da un calcio da fermo affidato a Inferrera che va a scaricare vicino per il compagno. C'è il lancio poi lungo a cercare Cicirello che riesce a stoppare e a servire Isgro. Ancora Isgro che proviene nell'occasione interdetto alla difesa del Città di Messina. Ancora Città di Sant'Agata, stavolta siamo sull'out di sinistra con Zingales che cerca Mincica. Errore da parte del numero 6 che mette direttamente in rimessa laterale. Prova a recuperare metri il Città di Messina con questo out laterale affidato a Salvo Leo che cerca Cardia e lo trova. Stoppa Cardia, controlla e viene atterrato dal centrocampista di mister Bellinvia. C'è un calcio da fermo ancora una volta per il Città di Messina. Calcagno lascia la sfera a Salvo Leo. Siamo al 35esimo del primo tempo. Città di Messina prova a rendersi pericoloso con Costa che va a mandare il pallone in avanti su Silvestri che riesce a farlo passare. Poi Cardia si guadagna una rimessa laterale. Attenzione al Città di Messina in proiezione offensiva con Salvo Leo che va a cercare dall'altra parte Quintoni. Controlla col mancino, scarica su Calcagno. Lo stesso Calcagno col mancino prova a cercare Rasà in avanti. Esce però Inferrera e fa sua la sfera. Si perde l'azione del Città di Sant'Agata. Il rinvio da parte di Inferrera. C'è poi uno scontro tra Fragapane e Isgro, se non andiamo errati, alla peggio il difensore del Città di Messina che resta a terra. Il pallone nel frattempo è andato sul fondo. Mani al volto per Fragapane. Il direttore di gara concede l'ingresso in campo da parte dei medici delle Città di Messina che andranno a sincerarsi delle condizioni del difensore. Quando il minuto è il 36 il Città di Sant'Agata ha avuto un paio di occasioni in questa prima frazione per rendersi pericolosa. Prima con Cicirello che con il destro ha provato a impegnare Paterniti, bravo nell'occasione a parare in presa bassa. Poi un episodio dubbio con lo stesso Cicirello atterrato in area di rigore da Filistad. Per il direttore di gara non c'è stato nulla, nemmeno una protesta da parte dei giocatori in campo. Abbastanza invece calde quelle dei difensori dei tifosi del Sant'Agata. Si può riprendere il gioco con Paterniti che va a cercare sulla destra Silvestri, riesce a stoppare il pallone il numero 2 che cerca in avanti Cardia. Ancora Cardia sull'out di destra, prova a prendere il fondo, errore però nel primo controllo e allora è rimessa laterale per il Città di Sant'Agata affidata a Zingales. Città di Messina pericoloso solo in un'occasione in questa prima frazione al minuto 31 con Quintoni. Ancora Sant'Agata che prova con questi lanci lunghi a rendersi pericoloso. Il pallone arriva a Isgro, viene contenuto qui da Davide Leo in maniera regolare. Calcagno riesce a recuperare la sfera. Ancora una volta Costa, bel fraseggio qui del Città di Messina che riesce a uscire, però Silvestri sbaglia e a terra anche il giocatore, cartellini in mano per il direttore di gara. Sarà probabilmente ammonito Silvestri. Diciamo le proteste da parte di Cardia e di Costa. È inflessibile però l'arbitro che va a ammonire il numero 2. Giusta, corretta la chiamata in questo caso da parte dell'arbitro. Intervento da parte di Silvestri è stato falloso sul punto di battuta per il Città di Sant'Agata. Di questo calcio di munizione ci va Privitera. Siamo praticamente
sulla linea di metà campo, vediamo se cercherà il passaggio vicino verso Zingales o se proverà a scodellare in mezzo. No, va all'indietro, ancora una volta prova a riorganizzare la manovra. Il pallone di buon tempo viene messo sull'out di destra, ancora il Città di Sant'Agata che prova a proiettarsi in avanti, c'è lo scarico che trova in avanti ancora una volta un'occasione potenzialmente offensiva, finisce a terra nuovamente un giocatore del Città di Sant'Agata. Intervento qui da parte di Filistad, non c'è nulla per il direttore di gara, resta però a terra il giocatore del Città di Sant'Agata che però si rialza subito, niente in questo caso per il direttore di gara. Allora il Città di Messina vorrà sicuramente riprendere il gioco con la rimessa da del Città di Sant'Agata che va a scodellare verso Paterniti. Può ripartire il Città di Messina che, come detto, non è riuscito a pungere fino a questo momento in avanti, abbastanza solo Rasà. Cioè adesso il rinvio da parte di Paterniti, Cardia tocca, il pallone però finisce tra le braccia di Inferrera che prova a rinviare con le mani cercando sull'out di destra il compagno, poi c'è una verticalizzazione, il pallone viene riconquistato dai giocatori del Città di Messina solo per un momento, perché infatti torna in possesso della sfera il Città di Sant'Agata. Zingales cerca Mincica, anticipato da Salvatore Leo, allora Costa all'1 contro 1. Attenzione che qui c'è un intervento di Costa, c'è però una rimessa del Città di Sant'Agata. Salvatore Leo anticipa Mincica, Silvestri cerca di rinviare per cercare Cardia che viene atterrato. C'è un calcio di punizione per il Città di Messina guadagnato da Capitan Cardia, oggi affidata a lui la fascia in assenza di Domenico Bombara. Finora Cardia insieme a Rasà è il capocannoniere della Città di Messina con 5 reti siglate. Questo calcio di punizione del Città di Messina che cerca in avanti Silvestri, regolare la sua posizione sull'out di destra di Silvestri, cerca l'1 contro 1, viene però fermato, poi Costa arriva a rimorchio, ancora una volta c'è un momento di confusione vicino al rigore del Sant'Agata, prova a liberare la difesa e riesce. Il pallone arriva a centrocampo, viene anticipato dall'intervento, forse c'era un fallo per il Città di Messina, poi Privitera va a rilanciare nuovamente in avanti. Davide Leo fa rimbalzare la sfera, attenzione però che forse entra in area di rigore il Città di Sant'Agata con Isgro che prova a cercare un pericolo sulla destra, riesce a guadagnarsi un calcio d'angolo. Città di Sant'Agata che quindi si è riportato in avanti, nel frattempo è rimasto a terra un giocatore del Città di Messina. Probabilmente servirà l'ingresso in campo dei medici. È il numero 6 Fragapane, in questo caso con questa proiezione offensiva aveva lasciato Isgro sull'out di destra solo per tentare l'affondo, è riuscito a guadagnare solamente un calcio d'angolo il giocatore della Città di Sant'Agata. C'è adesso il fischio da parte del direttore di gara, il calcio d'angolo viene messo in mezzo. Sul secondo pallone arriva l'intervento da parte dei giocatori del Città di Sant'Agata, tornano però in possesso della sfera con Lupo che cerca spazio sulla sinistra, viene però fermato da Costa in rimessa laterale. Ancora Città di Messina che si dovrà difendere, c'è Mincica che cerca in questo caso il pallone verso Privitera che prova a mettere in mezzo, c'è la girata, clamoroso tentativo per il Città di Sant'Agata al minuto 42, l'occasione più pericolosa di questo primo tempo. Il pallone calciato da Isgro ha fatto la barba al palo, a Paterniti probabilmente battuto. Pericolosissimo il Città di Sant'Agata con questa rimessa laterale. Il pallone di Mincica verso Privitera che dall'out di sinistra ha messo in mezzo la girata da parte di Isgro, non ha trovato la porta di un soffio. Ancora pericolosi i padroni di casa, sicuramente meglio in questo primo tempo, almeno per quanto riguarda le occasioni. Poi c'è lo stacco di Cicirello che trova Mincica sull'out di sinistra, viene affrontato da Filistad, ancora Mincica che cerca l'1 contro 1, prova a entrare in area di rigore, la palla viene deviata in calcio d'angolo da Filistad. Si alza il pressing del Città di Sant'Agata, mancano pochi minuti al fischio finale del primo tempo. Il pallone di Zingales viene messo in mezzo, Pernino non esce, non la tocca nessuno, arriva dall'altra parte il tentativo che viene però rimpallato dalla difesa del Città di Messina. Ancora una volta in avanti, il pallone in area di rigore, non c'è fuorigioco.
Filistad mette in calcio d'angolo, viene atterrato in area di rigore un giocatore del Città di Sant'Agata, non c'è nulla però per l'arbitro. L'occasione della proiezione offensiva era stata di un difensore, ancora il Città di Sant'Agata in avanti con questo calcio d'angolo battuto sul secondo palo. Paterniti, miracolo, Città di Messina si salva sul colpo di testa del Sant'Agata. C'è un calcio di punizione fischiato dal direttore di gara, proviamo a fare un po' di ordine. Città di Sant'Agata pericolosissimo con un calcio d'angolo, il pallone arriva sul secondo palo, il colpo di testa, botta sicura, dovrebbe essere stato il numero 3 Bontempo con il colpo di testa. La parata però di Paterniti ha negato l'1-0 alla Città di Sant'Agata, che adesso però avrà un'altra occasione per rendersi pericolosa con un calcio di punizione. Continua il periodo di forma da parte di Paterniti sugli scudi. In questi ultimi mesi sta evitando il vantaggio del Città di Sant'Agata. In questo caso è stato fondamentale sul colpo di testa da parte di Bontempo. Quindi è ritardata la ripresa del gioco per una discussione per il direttore di gara e Francesco Cardia. Adesso vengono fatte allontanare i giocatori del Città di Messina. I padroni di casa del Città di Sant'Agata avranno un tentativo su questo calcio di punizione. Secondo cronometro, mancherebbe un minuto alla fine del primo tempo. Vedremo se il direttore di gara concederà ulteriore tempo. Sul punto di battuta Civan Mincica, 2 in barriera, sono Silvestri Rasà per il Città di Messina, proprio Mincica che ci prova la sua conclusione. E invece un pallone messo in mezzo, viene scodellato però allontanato dalla difesa del Città di Messina. Poi Rasà, in qualche modo il tentativo ancora una volta dalla distanza da parte del solito Isgro, il più pericoloso dei suoi insieme a Bontempo in questa prima frazione. Paterniti però in parata centrale ha fatto sua la sfera. Paterniti ritarda la ripresa del gioco, allarga sulla sinistra per Davide Leo che tocca di testa. E lì in avanti però il problema fino a questo momento per Mister Furnari. Qui Calcagno ancora a scaricare su Davide Leo che cerca di prendere medi, va ad affrontare un paio di avversari, viene atterrato, calcio di punizione per il Città di Messina. Siamo al minuto 45. Avrà questo tentativo praticamente allo scadere della prima frazione la squadra di Mister Furnari. Sul punto di battuta ci sono sia Calcagno che Quintoni, 2 specialisti in questo caso, uno con il mancino, l'altro con il destro. Vedremo cosa decideranno di fare. Conversano entrambi. Potrebbe esserci la battuta di Quintoni con il pallone a rientrare sul secondo palo. Vedremo però. C'è il fischio da parte del direttore di gara. Si allontana Calcagno, parte Quintoni, il pallone viene messo dentro in acrobazia. Ci prova il Città di Messina. È tutto fermo però. Infatti Cardia viene fermato in posizione irregolare dall'assistente del direttore di gara. E allora si perde in un nulla di fatto questa occasione per il Città di Messina. In Ferrera al rinvio di questo calcio da fermo. Il rinvio lungo da parte dell'estremo difensore e capitano del Città di Sant'Agata. C'è il colpo di testa allontanato però da difesa del Città di Messina. Cardia va a scaricare per Quintoni che cerca in avanti Rasà, non riesce però a controllare. Il pallone finisce nuovamente preda di Inferrera che prova a ricominciare con i difensori l'azione offensiva dei suoi. Qui Silvestri riesce ad anticipare, va a scaricare su Costa, sull'out di destra Costa, prova a rientrare sul sinistro, ancora Costa che cerca spazio sulla destra, lo affronta in due, prova a mettere per Silvestri che mette il cross dentro, non c'è però nessuno, troppo solo lì davanti Rasà per tentare una deviazione. Allora Inferrera che va al rinvio. Il Città di Sant'Agata si è reso pericoloso in questa prima frazione, adesso prova a chiudere in avanti il primo tempo. Qui c'è un gran pressing però da parte di Calcagno. Riesce però a lanciare in avanti il Città di Sant'Agata con Silvestri che si rifugia in rimessa laterale affidata a Zingales che cerca di battere subito cercando Cicirello. Viene prestato da Filistad, ancora Cicirello che riesce a scaricare su Zingales. Pallone però finisce in out. Non è arrivato ancora l'entità del recupero da parte dell'arbitro. Vediamo che succede questa rimessa laterale da parte di Salvo Leo che si rifugia in Paterniti, che dovrà ricominciare con il solito rinvio affidato al suo piede sinistro. Cerca Silvestri, anticipato da Zingales, ancora una rimessa laterale per il Città di Messina. Ritmi lenti adesso dopo un paio di occasioni nella seconda metà del primo tempo per il Sant'Agata. Si sono nuovamente calmati gli animi in campo. Rimessa laterale qui sulla destra ancora per Salvo Leo
che cerca in avanti Silvestri, riesce a stoppare, viene subito prestato ai giocatori del Città di Sant'Agata, non c'è fallo su Silvestri per il direttore di gara. Allora il Sant'Agata si riporta in avanti, Filistad però anticipa l'intervento qui, lancia, è un suicidio quello del difensore dell'ex Taormina, che serve Mincica, il tentativo col mancino viene parato da Paterniti, ancora una volta decisivo l'estremo difensore della Città. Poi il Città di Messina prova a riorganizzarsi, qui l'errore era stato di Filistad, che praticamente aveva servito il numero 10 del Città di Sant'Agata, che a tu per tu si è divorato l'occasione per il possibile 1-0. Fondamentale ancora una volta Paterniti. Prova a ripartire il Città di Messina con questa rimessa laterale, c'è Cardia che viene prestato da due giocatori, controlla il pallone, riesce a uscirne, viene però fermato in maniera irregolare da quelli del Sant'Agata. Costa mette le mani addosso a un giocatore, si scaldano gli animi qui sull'out di destra vicino alle nostre telecamere, forse un colpo duro su Cardia e Costa andò subito a difendere il compagno. Città di Messina che ha rischiato grosso un minuto fa con il retropassaggio di Filistad verso Paterniti, che ha praticamente lanciato a tu per tu con il portiere, il numero 10 Mincica, che non è riuscito però con il destro a indovinare il gol del possibile 1-0. Siamo allo scadere della prima frazione, ci sarà però tempo probabilmente per un calcio di punizione per il Città di Messina. Salvoleo sul pallone, probabilmente cercherà un compagno vicino. Salvoleo, non ci sono uomini in area di rigore per sfruttare un possibile traversone. Attenzione qui perché viene allontanato il pallone dal punto di battuta dei giocatori della Città di Sant'Agata, non prende provvedimenti però il direttore di gara. Sul punto di battuta ci va Costa, sul secondo palo salgono Rasà e Salvoleo, possibile inserimento anche da parte di Francesco Cardia, sempre pericoloso sui calci da fermo. Costa affida l'incombenza del calcio di punizione a Francesco Calcagno sul punto di battuta il numero 8, che cerca di riprendere il gioco con Filistad. Il direttore di gara però dice che bisognava aspettare il suo fischio. Città di Messina che allora chiude in avanti il primo tempo con Calcagno, che era questo calcio di punizione. Vengono ritardate le riprese del gioco. L'arbitro ha qualcosa da dire a Calcagno, che sistema nuovamente il pallone. Si è perso parecchio tempo, almeno 2 minuti sul cronometro per battere questo calcio di punizione. Vediamo come riuscirà a sfruttarlo. Se riuscirà a sfruttarlo il Città di Messina, come detto, sul punto di battuta ci va il numero 8 Calcagno. Si aspetta solo il fischio da parte del direttore di gara. Fischio che arriva in questo momento. Calcagno prova a mettere il pallone in mezzo, si libera Cardinale di rigore che prova la rovesciata, viene tutto fermato però per fallo del numero 10 sul difensore del Città di Sant'Agata. E dalla spinta da parte di Cardia sul difensore dei padroni di casa, che allora provano nuovamente a riportarsi in avanti. Il pallone viene mandato sull'out di destra, riesce a verticalizzare nuovamente il Città di Sant'Agata. Qui però arriva l'uscita puntuale da parte di Paterniti, che in presa bassa fa sua la sfera e anticipa gli attaccanti del Città di Sant'Agata. Vedremo come proporrà la prossima manovra offensiva il Città di Messina, con Paterniti che rilancia scavalcando anche la linea di centrocampo col proprio mancino. Il pallone arriva a Rasà, che viene nuovamente anticipato alla difesa del Città di Sant'Agata. Poi Isgro si lancia in avanti, cerca Cicirello, stoppa il pallone, ci sarebbe Mincica, però arriva una perentoria chiusura da parte di Calcagno. Il pallone è ancora in possesso del giocatore del Città di Sant'Agata, bravissimo però Costa in questo caso. L'ultima deviazione da parte di Cicirello, ci sarà rimessa laterale per il Città di Messina. Salvoleo sul punto di battuta, cerca all'indietro la ripresa del gioco ancora una volta affidata a Paterniti, che col mancino lancia l'altro Leo. Davide viene anticipato, poi Quintoni ancora per Davide Leo che controlla, viene pressato dai giocatori del Città di Sant'Agata. C'è una rimessa laterale proprio per i padroni di casa. L'ultimo tocco secondo l'assistente è stato del numero 3 Davide Leo. Rimessa laterale, viene servito Isgro sulla destra, ancora Isgro che cerca un paio di compagni, riesce a scaricare all'indietro
Ancora Città di Sant'Agata in avanti con il lancio. C'è Fragapane però in chiusura riesce a chiudere. Allora il Città di Messina si riguadagna un calcio di rinvio. Non dovrebbe mancare molto al duplice fischio del primo tempo. Paterniti al rinvio. Cerca sulla destra Costa che può stoppare. Non è marcato e allora Costa va a lanciare in avanti Rasà che però non parte. E allora il Città di Sant'Agata fa nuovamente buona guardia. Riprende il pallone, viene lanciato Mincica. C'è un fischio da parte del direttore di gara. C'è forse un calcio di punizione per il Città di Sant'Agata. Non capiamo l'entità del fischio. Forse a palla lontana, un tocco duro da parte di un attaccante del Città di Messina. Riprende comunque il gioco con il lancio lungo a cercare nuovamente Cicirello, anticipato da Filistad. Pallone in avanti verso Costa, Zingales ripropone, spera in avanti a servire Mincica, salvo Leo fa buona guardia e rinvia. Il pallone viene scodellato in avanti, riesce la difesa del Città di Sant'Agata a liberare. Quintoni però scarica su Davide Leo che riesce a guadagnare metri sulla sinistra. Ancora Leo che salta un paio di avversari, viene atterrato. Ancora un calcio di punizione per il Città di Messina. Si lamentano i giocatori del Sant'Agata. Forse c'era un fallo in precedenza, non giudicato però dal direttore di gara. Allora il Città di Messina si può rendere pericoloso nuovamente con questo calcio di punizione. Sul punto di battuta, nemmeno a dirlo, ci andranno Quintoni e Calcagno come sempre. È salito Costa sul secondo palo, è salito anche Salvatore Leo se non andiamo errati, e Rasà. Sono queste le tre torri del Città di Messina. Sul punto di battuta ci sono Calcagno, Quintoni e anche Cardia. Vedremo se sarà uno schema. Solitamente Cardia in questi casi cerca di sfruttare gli inserimenti, infatti si allontana dal pallone. C'è il fischio da parte del direttore di gara. Calcagno scarica per Quintoni, ancora una volta il pallone viene messo dentro da Calcagno su Cardia che cerca spazio per il mancino. La girata da parte del numero 10 però va sul fondo. Palla al lato, calciata da Cardia. Non c'è alcun tipo di problema per Inferrere che adesso si incarica della rimessa dal fondo. Arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda le due squadre a riposo. È 0-0 al Ciccino Michele di Sant'Agata fra i padroni di casa del Città di Sant'Agata e il Città di Messina. Un paio di occasioni pericolose per il Città di Sant'Agata nel primo tempo, pericolosi con Isgro e Bontempo. Per il Città di Messina poco in avanti, solo una conclusione centrale di Quintoni efficacemente parata dall'estremo difensore Inferrera. Le due squadre riguadagnano gli spogliatoi. Noi amici della Wii Sport vi salutiamo e vi rimandiamo al secondo tempo.
Rientrano in campo le due formazioni. Siamo al secondo tempo di Città di Sant'Agata, Città di Messina. Ricordiamo il parziale di 0-0 fino a questo momento. Non ci sono cambi per nessuna delle due squadre. Ci sarà il Città di Messina a battere. L'aveva fatto Rasà, dovrà però ripetere per il direttore di gara. Ci aspettavamo forse qualcosa di diverso nel Città di Messina, soprattutto dal punto di vista dei cambi in avanti. Non ha punto praticamente mai la squadra di Mister Furnari, se non fosse per il tiro da parte di Quintoni a metà del primo tempo. Siamo passati con le immagini al secondo tempo, prova subito a portarsi in avanti il Città di Sant'Agata, riesce a controllare Fragabane prima che possa intervenire Isgro e il pallone finisce tra le braccia di Paterniti. Una partita fino a questo momento che non ha regalato molti sussulti per gli ospiti. Dall'altra parte invece il Città di Sant'Agata si è reso pericoloso un paio di volte con Isgro e Bontempo e con Cicirello. Sicuramente il migliore in campo del Città di Messina fino a questo momento è il portiere Sebastiano Paterniti. Torniamo in cronaca, qui forse c'è un fallo su Costa. Il pallone però viene conquistato dai giocatori del Città di Sant'Agata che lanciano lungo in avanti. Il pallone di Cirello viene controllato, viene prestato, riesce a scaricare però per Isgro sull'out di destra. Ancora Isgro, evita la rimessa laterale, cerca un compagno, ci sono però ben 4 giocatori su di lui. La rimessa laterale è per il Città di Messina, viene affidata a Davide Leo che però lascia il pallone a Fragabane. Sarà proprio lui a rimettere la sfera in gioco. Fragabane cerca la gittata lunga a servire Cardia che però viene anticipato. Il pallone torna tra i piedi dei giocatori del Città di Messina con Calcagno che cambia gioco sulla destra, serve Silvestri, ancora Silvestri che supera la linea di centrocampo. Il pallone poi di Costa che cerca in avanti Rasà, anticipato alla difesa della Città di Sant'Agata. Il pallone torna a centrocampo, sia uno scontro tutto regolare per il direttore di gara. Il pallone viene servito sulla destra per Isgro, ancora Isgro che entra in area di rigore, cerca lo spazio, arriva però l'uscita da parte di Paterniti. Ancora una volta perfetto che prende il pallone. Una buona occasione per il Città di Sant'Agata a un minuto dalla ripresa delle ostilità. Ci ha provato la squadra di Mister Bellinvia a rendersi pericolosa. Città di Messina abbastanza inoperoso in avanti, forse vorrà pescare dalla panchina una soluzione Mister Furnari. Ricordiamo che tra i giocatori a disposizione c'è il match winner della settimana scorsa, Franco Lacorte, attaccante. C'è ancora Zingalzi che cerca spazio, riesce a mettere il pallone in mezzo. Filistad anticipa l'intervento da parte di Cicirello. Ancora il Città di Sant'Agata che cerca di portarsi in avanti. Il pallone però finisce sul fondo e allora sarà Paterniti a rimetterlo in gioco. Si scaldano nel frattempo un paio di elementi nella panchina del Città di Messina, sono Ginagò e Damiano Lo Giudice. Rinvia Paterniti sotto i fischi del pubblico del Ciccino Vicale. Cardia si deve appoggiare nuovamente all'estremo difensore che col mancino prova a cercare Davide Leo qui sul binario mancino. Il pallone però viene respinto dalla difesa del Città di Sant'Agata in out laterale. Partita che è iniziata nel secondo tempo con ritmi lenti. Saranno forse i cambi decisivi nella seconda frazione. Nel frattempo Fragabane cerca in avanti il controllo da parte di Cardia che si guadagna una fondamentale rimessa laterale. Può guadagnare metri il Città di Messina che dovrebbe cercare di fare qualcosa in più in avanti rispetto alla prima frazione. Fragabane prova a servire Quintoni che di testa tocca per Davide Leo, arriva però il tocco di mano da parte di un giocatore della Città di Sant'Agata e allora ci sarà un calcio di punizione per il Città di Messina molto importante per i giallorossi. Quintoni sistema la sfera, come nel primo tempo sono lui e Calcagno i due possibili incaricati. Si allontana Quintoni, sarà Calcagno stavolta a mettere in mezzo allora con il destro la sua traiettoria a rientrare. Si aspetta il fischio da parte del direttore di gara. Parte Calcagno che cerca in mezzo un compagno, attenzione forse c'è un tocco di mano
da parte dei difensori del Città di Sant'Agata, non ravvisato dal direttore di gara. Allora i padroni di casa si riportano in avanti con questa ripartenza veloce, il lancio lungo verso Mincica, l'uscita attenta di Paterniti, evita guai peggiori alla sua porta. Da rivedere su questo calcio di punizione di Calcagno una lamentela da parte del Città di Messina per un possibile tocco di mano. Torniamo in crona con il Città di Sant'Agata che sbaglia in uscita. Quintoni riguadagna la sfera, cerca di servire Davide Leo, il controllo è totalmente sbagliato e allora era una rimessa del Città di Sant'Agata. C'è però un cartellino in mano all'arbitro e per Giuseppe Costa, che era già ammonito, se non andiamo errati. Qualcosa da ridire al direttore di gara Costa, quindi viene ammonito al minuto 50. Sono passati infatti 5 minuti alla ripresa del secondo tempo. Rimessa laterale per il Città di Sant'Agata, qui sull'out di testa viene cercato in avanti Cirello, c'è una deviazione, il pallone viene calciato col mancino in due tempi, riesce Paterniti a far sua la sfera. Il tentativo in questo caso è stato del numero 8 del Città di Sant'Agata, che rimane anche a terra. È stato segreto a provarci dai 16 metri. Tutta la panchina delle Città di Messina adesso a muoversi, ci sono anche Porcino e la Corte, oltre al neoarrivato Damiano Lo Giudice. Dovrebbe essere lui a cambiare gli equilibri di questa partita. Si scalda anche Di Vincenzo, il classe 2000, per la prima volta aggregato alla panchina della prima squadra e figurante nei 18 a disposizione di mister Furnari. Nel frattempo c'è qualche problema per Calcagno, ne ha approfittato anche lo staff medico del Città di Messina per intervenire. Vediamo che il gioco riprenderà con questa rimessa laterale del Città di Sant'Agata che riconsegna il pallone al Città di Messina. La sfera tra le braccia di Paterniti, che rinvia, scavalca anche il cerchio di centrocampo. Cardia ci prova di testa a deviare verso uno fra Davide Leo e Rasà, arriva alla chiusura da parte della difesa del Sant'Agata, c'è però il pressing di Rasà e di Davide Leo, si deve rifugiare in rimessa laterale. Il Città di Sant'Agata finalmente alza il baricentro, anche il Città di Messina in questo secondo tempo. Vediamo come riusciranno a sfruttare questo out laterale con Fragapane che serve Davide Leo. Dovrebbe scaricare Fragapane, però mette il pallone in mezzo, è un ottimo cross per Rasà che però non interviene sul secondo palo e allora il pallone si perde sul fondo. Sarà Inferrera a incaricarsi della battuta. Il capitano del Città di Sant'Agata rinvia a cercare l'intervento di Sgro, che anticipa Cardia e va a scaricare per il compagno. Ancora una volta il Città di Sant'Agata brava a uscire dal pressing del Città di Messina, arriva però il colpo di testa da parte di Davide Leo, errore da parte della difesa del Città di Sant'Agata, si impenna il pallone. Rasà cerca di fare a sportellate con la difesa del Città di Sant'Agata che riesce ad avere la meglio. Ancora Rasà che ci prova con il destro da fuori, è il primo tentativo nel secondo tempo del Città di Messina. È firmato Rosario Rasà che ci ha provato facendo a sportellate con la difesa del Città di Sant'Agata. Il suo tentativo con il destro però ha trovato la risposta attenta da parte di Inferrera. È il 53esimo minuto qui al Ciccino Michele di Capodorlando, 0-0 fra Città di Sant'Agata e Città di Messina in questa 14ª giornata del campionato di eccellenza. Il secondo tempo è iniziato a ritmi leggermente più bassi rispetto a come si era chiuso il primo, con il Città di Sant'Agata sempre in avanti, con pericolosissimo con Isgro e Bontempo. Adesso Inferrera rinvia verso Quintoni, anticipato però dall'intervento di Isgro, fuori gioco per il numero 11 di mister Bellinvia. Città di Sant'Agata che adesso dovrà difendersi dal possibile attacco del Città di Messina. C'è questo calcio di punizione, Costa va ad allargare su Quintoni, prova a prendere campo il numero 11 che cerca per vie centrali, Calcagno che allarga sulla destra per Silvestri, ancora Silvestri che cerca nuovamente Calcagno, Quintoni
per Costa, il passaggio però è difettoso, deve rifugiarsi indietro Costa, il pallone torna sui piedi di Quintoni che allarga sulla sinistra dove c'è Cardia che ha un po' di spazio, ancora Cardia prova a rientrare con il destro, Cardia ci prova mandando però il pallone al lato. Ancora pericoloso Ciccio Cardia come in finale di primo tempo, ci ha provato il numero 10 di Mr. Furnari non trovando però lo specchio della porta. Sembra essere partito comunque meglio il Città di Messina nel secondo tempo. In Ferrera rinvia andando il pallone a centrocampo, c'è il colpo di testa da parte di Cicirello, conquista il pallone il Città di Messina con Costa che va a mettere dietro per Filistad, rinvia veloce verso Rasà che riesce a difendere il pallone, viene però toccato dai giocatori del Sant'Agata che provano a ripartire andando il pallone avanti per Cicirello che cerca Prividera che lancia Mincica sull'out di sinistra, è più veloce di Salvatore Leo. Mincica lo punta all'1 contro 1, ancora Mincica che rientra sul destro, prova a mettere la palla in mezzo, la deviazione della parte dei difensori del Città di Messina, ancora Mincica all'1 contro 1, riesce a prendere il fondo, prova a mettere il pallone in mezzo, Filistad riesce a deviare, ancora il Città di Sant'Agata però in possesso del pallone, c'è Costa in pressing sul giocatore che dovrebbe essere Zingales che riesce a scaricare ancora una volta per Mincica che è scatenato, prova a mettere il pallone in mezzo con il mancino, Quintoni però rinvia, c'era una rimessa laterale per il Città di Sant'Agata che mette il pallone in mezzo, Mincica viene toccata dalla difesa del Città di Messina, deve allontanare Davide Leo. Attenzione però perché c'è il primo cambio ordinato da Mr. Furnari ed è proprio Damiano Lo Giudice, il neo arrivato in casa Città di Messina, che farà il suo ingresso in campo. Vedremo tra poco al momento di chi, al posto di chi. Numero 16 per Damiano Lo Giudice sembra Quintoni, il giocatore che abbandonerà in campo, quindi Cardia va a scalare nuovamente sulla linea mediana e prendendo il posto di Quintoni sarà Damiano Lo Giudice ad affiancare Rasà in avanti per il Città di Messina. È l'esordio di Damiano Lo Giudice nel Città di Messina. Attenzione però alla rimessa laterale per il Città di Sant'Agata, il pallone viene messo in mezzo, riesce ad allontanare Costa che fa partire proprio il neoentrato Lo Giudice, palla al piede, Lo Giudice prova ad allargarsi sulla destra, deve però aspettare l'arrivo dei compagni, ancora Lo Giudice che cerca con il destro di servire Costa, c'è un errore però in disimpegno da parte del Città di Messina, riesce a recuperare il pallone Salvatore Leo che viene atterrato, c'è un calcio di punizione per il Città di Messina. Lo Giudice si va a sistemare sulla linea dei due attaccanti, mantiene il 3-5-2 Mr. Furnari. È una costante della stagione del Città di Messina il modulo del tecnico ex Camaro. Riesce però a respingere la difesa del Città di Sant'Agata, riconquista il pallone a centrocampo Calcagno che va a scaricare su Cardia, che va a mettere dietro per Salvatore Leo che deve rifugiarsi nuovamente in Paterniti. Un po' arrendevole la manovra del Città di Messina in questo momento, il rinvio di Paterniti per Rasà, forse spinto, non dice nulla il direttore di gara. Lo Giudice riconquista la sfera, in mezzo a due Lo Giudice prova a guadagnarsi un fallo, non è dello stesso avviso l'arbitro, allora c'è il rinvio del Città di Sant'Agata con Isgro che sulla destra viene affrontato da Fragapane, è un leone Fragapane, riconquista la sfera e salta anche Isgro, subisce fallo Fragapane. Bravissimo in questo caso il numero 6 del Città di Messina a riconquistare non solo la sfera ma guadagnarsi anche il calcio di punizione su Isgro. Si prende gli applausi di Francesco Cardia, il difensore del Città di Messina. C'è qualche problema però per Isgro che viene soccorso dallo staff medico del Città di Sant'Agata. Quando il minuto è il 58esimo, ancora 0-0 tra Città di Sant'Agata e Città di Messina. Sembra rimanere a terra Isgro, mani sul volto per lui. Il direttore di gara gli dà una mano per rialzarsi, non dovrebbe esserci alcun problema, potrà continuare
a giocare il numero 11, il più pericoloso dei suoi fino a questo momento, Isgro, con il mancino nel primo tempo in girata su cross di Micica. Ha avuto però una buona occasione il Città di Sant'Agata anche con un buon tempo, che su colpo di testa è andato a schiaffare il pallone sulla respinta di Paterniti. Città Messina adesso deve riprendere il gioco con questo rinvio lungo da parte di Fragapane, che parte con il mancino a cercare lo giudice. È proprio il numero 16 che cerca di deviare verso Rasà. Attenzione però, perché il Città di Sant'Agata sbaglia arriva lo giudice in sua regolare, lo giudice con il destro, parata di Ferrara, ancora Rasà, ci prova una volta, ancora la difesa del Città di Sant'Agata. Clamorosa occasione per il Città di Messina al 59esimo. Il pallone è stato recapitato allo giudice, che a tu per tu con Inferrera ci ha provato col destro. Bellissima la parata dell'estremo difensore del Città di Sant'Agata. Il pallone poi è tornato a Rasà, che ci ha provato a botta sicura, respinta dalla difesa del Città di Sant'Agata. Poi sul secondo tentativo ancora una volta la difesa ha fatto buona guardia, c'è però un calcio d'angolo per il Città di Messina, che finalmente si vede in maniera concreta in avanti. Ci sarà un calcio d'angolo per i ragazzi di Mister Furnari, se non andiamo errati, e Calcagno sul punto di battuta. Parte Calcagno, fuori area di rigore c'è lo giudice, è proprio Calcagno che serve lo giudice, che controlla il pallone, prova a allargarsi sulla destra, ancora lo giudice all'1 contro 1, prova a cercare spazio, si guadagna ancora una volta un corner. Sicuramente notevole l'impatto dell'ex Pistunina in maglia Città di Messina. Cresce l'urlo dei tifosi ospiti, il calcio d'angolo viene battuto corto da Calcagno, ancora una volta per lo giudice in area di rigore, ci prova con il mancino lo giudice e trova il gol dell'1-0. Il Città di Messina trova il vantaggio, siamo al minuto 60 ed è il neoentrato Damiano lo giudice a trovare il gol che vale l'1-0 per i suoi. È entrato da pochissimi minuti in campo Damiano lo giudice ed è riuscito alla seconda occasione a trafiggere Inferrera. Il suo mancino ha lasciato disastro l'estremo difensore delle Città di Sant'Agata e il Città di Messina si porta dunque in vantaggio, un vantaggio sicuramente importante per gli uomini di Mister Furnari. Può festeggiare il primo gol in maglia Città Damiano lo giudice, che arriva a quota 6 nella classifica marcatori. Sicuramente importante il contributo di Damiano lo giudice, serviva qualcosa lì davanti. Mister Furnari ha lanciato nella mischia Damiano lo giudice, che ha portato in vantaggio il Città di Messina. Tutto da rifare per il Sant'Agata adesso, che deve recuperare lo svantaggio di 1-0. Il Città di Messina in questo momento è primo in classifica, complice anche il pareggio del Biancavilla per 0-0 in casa contro il Rosolini. Nel frattempo arriva anche un'ammonizione per il Città di Sant'Agata, intervento falloso, se non andiamo errati, su Salvatore Leo. E come detto, al minuto 60 il Città di Messina si porta in vantaggio con Damiano lo giudice. Ancora una volta ha azzeccato il cambio Mister Furnari, fatto entrare l'ex Pistunina, che ha trovato il primo gol in maglia Città. Siamo al minuto 63. Ricordiamo che da 3 minuti è cambiato il parziale al Ciccino Michele di Capodorlando e il Città di Messina a condurre sulle Città di Sant'Agata. Torniamo in cronaca con Paterniti, che va a cercare la deviazione da parte di Silvestri verso Rasà. Riesce a rinviare male però la difesa del Sant'Agata. Allora Calcagno, ancora però in avanti per lo giudice, che scarica su Costa e prova Costa a difendere la sfera e cercare Davide Leo. Calcagno a cercare ancora una volta Costa, il pallone però arriva allo giudice, che affronta il 1 contro 1 il difensore del Città di Sant'Agata. Rimessa laterale per il Città di Messina. Sembrano aver subito il contraccolpo psicologico quelli del Sant'Agata. Il Città di Messina adesso si porta nuovamente in avanti con Davide Leo, che aveva una rimessa laterale, viene affidata però a Fragapane. Fragapane cerca lo giudice in avanti, prova a difendere il pallone il numero 16, che si guadagna un'altra rimessa laterale. Il Città di Messina adesso con Costanza nell'area di rigore, vicino all'area di rigore avversaria. C'è però un cambio per il Città di Sant'Agata. Ci sarà un avvicendamento tra gli estremi difensori, forse qualche problema fisico per Inferrera. Al suo posto entrerà con il numero
11 Scurria. Inoveroso sul gol di Lo Giudice in Ferrera. Non ci è sembrato però che potesse arrivarci. In ogni caso sul mancino calciato dal numero 16 comunque è entrato Scurria. C'è una rimessa laterale per il Città di Messina che viene affidata a Davide Leo. Prova a mettere ancora il pallone sui piedi di Lo Giudice che controlla. Va a saltare un avversario, ancora Lo Giudice che difende il possesso del pallone, che gli viene però tolto dai difensori del Città di Sant'Agata, che prova nuovamente a riversarsi in avanti con il colpista di Cicirello che va a servire Isgro, che prova a cercare spazio sulla destra. Ancora Isgro, bellissima la copertura di Francesco Cardina, in questo caso in ripiegamento riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo, sale però il Città di Sant'Agata che adesso dovrà sfruttare il corner. Sul punto di battuta ci va Privitera quando il minuto il 65, il pallone viene messo in mezzo, Paterniti in uscita, c'è un fallo in attacco dei giocatori del Città di Sant'Agata. Città di Messina dunque può respirare dopo aver raccolto un vantaggio importante con Damiano Lo Giudice. Si erano già incontrate le due squadre a inizio stagione, il doppio confronto di Coppa aveva visto uscire vincente il Città di Sant'Agata, che però effettua un altro cambio, infatti entrerà con il numero 16 Matera. Vedremo al posto di chi. Sono forse due i giocatori che mister Beninvieri ci Mandarella mischiano, e allora è Matera che entra al posto del numero 8 Segreto. Il cronometro Matera. Il rinvio di Paterniti che cerca Costa, il pallone passa però la difesa del Sant'Agata fa buona guardia. Ancora i padroni di casa che adesso devono cercare di riagguantare il pareggio. Bravo però Calcagno in fase di interdizione, il pallone finisce nuovamente allo Giudice che va a scaricare su Calcagno. Davide Leo ancora verso Costa che cerca Lo Giudice che si porta il pallone a seguire con il destro, riesce a rinviare a difesa del Città di Sant'Agata che si proietta nuovamente in avanti. Isgro prova a lanciare Cirello in posizione irregolare, però secondo il direttore di gara siamo al 70esimo. Il Città di Messina adesso potrà cercare di riorganizzarsi con questo calcio di punizione. Fragavane con il mancino va a cercare Davide Leo, anticipato però dalla difesa del Città di Sant'Agata che prova subito a rinviare. Calcagno stoppa, riesce a servire in qualche modo Cardia che manda il pallone avanti, c'è però un fallo su Cardia, gamba alta dei giocatori del Città di Sant'Agata sul numero 10 del Città di Messina. Il fallo però, secondo il direttore di gara, è per il Città di Sant'Agata. La gamba alta no, cambia ancora una volta decisione, c'è un po' di confusione lì a centrocampo. È il Città di Messina che potrà avere questo calcio di punizione che verrà affidato proprio a Cardia, che se l'è guadagnato. Va a lanciare in avanti Lo Giudice sull'out di sinistra, viene affrontato Lo Giudice che cerca il doppio passo, ancora Lo Giudice prestato da due, ne salta uno, prova a saltare anche il secondo, si guadagna il massimo che può e calcio d'angolo per il Città di Messina che continua ad attaccare. Il minuto del 73esimo, ne mancano 17 al triplice fischio. Ancora una volta protagonista assoluto Damiano Lo Giudice, il neo arrivato. C'è il calcio d'angolo per il Città di Messina. Sul punto di battuta Calcagno che cerca in area di gol, si toglie la maglia, mostra il fisico, mostra i muscoli, e questa la risposta di Rosario Rasà alle critiche che l'hanno accompagnato in questo inizio di stagione. Trova il gol del 2-0, un gol fondamentale per il Città di Messina in questo importante scontro al vertice contro il Città di Sant'Agata. Trova il sesto centro stagionale Rosario Rasà al 75esimo, verrà anche ammonito Rosario Rasà, reo di essersi tolto la maglia, ma è un gol importantissimo quello di Rasà che porta il Città di Messina sul 2-0 sul calcio d'angolo.
Di Calcagno è stato il primo a intervenire, in questo caso non perfetto in uscita, il neoentrato Scurria. Rasà l'ha punito e da 2 passi ha trovato il gol, che vuol dire 2-0 Città. Uno 2 pazzesco delle Città di Messina, che nel giro di 6 minuti ha trovato il gol prima con lo Giudice e poi con Rasà. Nel primo tempo sicuramente meglio il Sant'Agata, nel secondo è entrato con un altro migliore delle Città di Messina e grazie anche al cambio che ha visto l'ingresso in campo di Lo Giudice è cambiata totalmente la partita. E adesso è 2-0 per Mister Furnari e i suoi contro Bellinvia. Un ritorno nei confronti dei colori giallorossi non perfetto per il Città di Messina, che continua a pressare, a trovare il pallone con Lo Giudice che prova a scappare. Ancora Lo Giudice, Costa prova a dargli una mano, rimessa laterale per il Città di Sant'Agata, ma il pressing del Città di Messina è alto. Psicologicamente sembrano stare benissimo quelli che adesso sono i capolisti del campionato di eccellenza. Ancora un lancio in avanti per il Città di Sant'Agata, che prova a riorganizzarsi per cercare il gol che riaprirebbe il match. È bravissimo però Ciccio Cardia in copertura a mettere nuovamente in rimessa laterale. Rimessa laterale che viene concessa alle Città di Sant'Agata con Privitera che cerca il pallone dentro per Isgro. Non arriva all'intervento Leo, ancora Isgro che prova a difendere il pallone, prova a portarselo sul mancino, lo mette in mezzo, respinge la difesa del Città di Messina. Ancora Leo che riesce a uscire benissimo e Davide Leo che scappa. C'era dal tutto solo, dall'altra parte Rasà, viene atterrato Leo, per il direttore di gara non c'è nulla. Il Città di Sant'Agata prova a riportarsi in avanti con Isgro che adesso ha spazio sulla destra. Ancora Isgro viene affrontato da Fragapane, riesce a entrare in area di rigore Isgro. Fragapane riprende il pallone e subisce anche fallo. Perfetta la chiusura del numero 6 di Mister Furnari. Arriva un altro cambio per il Città di Messina. È il momento dell'ingresso in campo di Francesco Lacorte, che dopo aver segnato il gol dell'1-0 che ha steso il Camaro nella scorsa giornata proverà a dar man forte in questa parte finale di match. Andiamo al posto di chi uscirà. Franco Lacorte. Probabilmente ci sarà il naturale avvicendamento con Rosario Rasà. Infatti è così, è proprio Rasà che zoppica anche un po', non al meglio. Rosario Rasà ha avuto un problema all'alluce nella scorsa settimana che l'aveva tenuto fuori contro il Camaro. Mister Furnari però gli ha dato fiducia, l'ha messo in campo in una sfida così delicata e lui probabilmente con questo 2-0 è andato a metterci un'ipoteca importante. Entra Franco Lacorte sul rettangolo verde del Ciccino Michele di Capotorlando. Ha cambiato tutto in avanti Mister Furnari. Il rinvio da parte di Paterniti proprio per il neoentrato Lacorte che cerca di deviare verso Davide Leo, che viene però fermato dal giocatore del Sant'Agata, che si guadagna in maniera astuta un calcio di punizione. Può cercare di organizzarsi in avanti il Città di Sant'Agata in questo secondo tempo. Non è però riuscita a creare grossi pericoli verso la porta di Paterniti. Città di Sant'Agata che prova a ragionare. Damiolo Giudice però riesce a riconquistare un pallone importantissimo. Ancora Lo Giudice che poteva lanciare Costa, cerca però di tenere il possesso Lo Giudice che si porta il pallone sul destro, prova a servire Costa, arriva però la difesa del Sant'Agata a chiudere il rinvio, a cercare Mincica. Importante qui l'intervento di Filistage e poi il colpo di testa, ancora a servire Mincica, rinvia la difesa del Città di Messina. Prende il pallone il Sant'Agata e supera il centrocampo, provano a riversarsi in avanti quelli del Sant'Agata sull'auto di sinistra e poi viene messo dentro. Bravissimo qui in chiusura Silvestri che riesce a mettere la palla in corner, cerca di battere veloce il Città di Sant'Agata. Il pallone viene recapitato ancora una volta sui piedi di Privitera che cerca lo spazio, viene steso così, non c'è nulla per il direttore di gara, esce in contropiede il Città di Messina con Costa che va a saltare un avversario. C'è una situazione importante con il lancio verso Salvatore Leo che si proietta in zona offensiva. Salvo Leo ancora alla ricerca del pallone, lo tocca qui con la mano, infatti viene subito fermato il gioco dal direttore di gara. Città di Messina che potrebbe chiudere il match con una possibile azione in contropiede. Arriva però un cambio per il Città di Sant'Agata. Mister Bellinvia prova a cambiare qualcosa, esce dal campo, forse uno dei migliori in campo del Città di Sant'Agata, vedremo. Sì, è proprio Isgro che esce dal terreno di gioco. Al suo posto con il numero 14 entra Claudio Calafiore. Esce dal campo anche Russo, entra sul terreno di gioco Franchina.
con il numero 15. Siamo al 29esimo del secondo tempo, mancano 16 minuti. Sveste la pettorina anche Francesco Di Stefano, sarà probabilmente lui il prossimo cambio di Mister Furnari. Nel frattempo torniamo in cronaca con il Città di Sant'Agata che si proietta in avanti, c'è la respinta da parte della difesa del Città di Messina, riconquista il pallone Cardia a centrocampo che prova a lanciare subito per Silvestri che cerca di guadagnare spazio sull'out di destra, ancora Silvestri all'1 contro 1, prova a cercare spazio contro Zingales, riesce in qualche modo a uscire la difesa del Città di Sant'Agata che rinvia subito verso Cicirello che va a scaricare probabilmente all'indietro. Ancora il Città di Sant'Agata che riesce in questo caso a superare la linea di metà campo in maniera agevole. Quella chiusura però da parte di Filistad va a evitare guai peggiori ai suoi. Il tiro di Mincica con il destro trova però la risposta centrale di Paterniti, era stata veloce qui l'azione del Città di Sant'Agata, lo scarico di Cicirello per Mincica che però ha trovato la risposta attenta dell'estremo difensore del Città di Messina. Manca un quarto d'ora al triplice fischio, il Città di Messina conduce per 2-0 sulle Città di Sant'Agata in questa 14ª giornata del campionato di eccellenza. Viene lanciato nuovamente il pallone in avanti per lo giudice che non riesce a difenderla. C'è un fallo proprio dell'ex Pistunina che viene fermato dal direttore di gara. Il Città di Sant'Agata può avere un calcio di punizione. Ecco il cambio per Mister Furnari, esce Davide Leo ed entra con il numero 14 Francesco Di Stefano. Torniamo in cronaca con il calcio di punizione per il Città di Sant'Agata, viene cercato in avanti un giocatore, il pallone però viene messo in rimessa laterale, ancora un tentativo offensivo per il Città di Sant'Agata. Costa riesce in qualche modo a deviare, ancora però una volta il pallone è in possesso dei giocatori del Città di Sant'Agata. L'assistente comanda però un fallo per il Città di Messina e quindi può rifiatare. Calcio di punizione fondamentale. Sul punto di battuta ci va Fragapane che ovviamente cerca di rallentare il più possibile le riprese del gioco. Fragapane al rinvio con il mancino a cercare lo giudice che cerca la deviazione, non arriva, il pallone viene respinto dalla difesa del Sant'Agata. Di Stefano prova a riconquistarlo, va a lottare contro i giocatori del Città di Sant'Agata, poi arriva la chiusura di Calcagno in rimessa laterale. Città di Sant'Agata deve cercare di accelerare la ripresa del gioco. Si guadagna un'importante rimessa laterale vicino all'area di rigore. Sarà Prividera a mettere il pallone in mezzo, prova la gittata lunga Prividera, il pallone finisce nell'area di rigore, deviato, entra in porta. Sarebbe stato il gol del 2-1 sigliato dal neoentrato, il numero 15 Franchina. Ha trovato però la deviazione, il fallo in avanti della Città di Sant'Agata, quindi tutto fermo, gioco fermo, e ne ha annullato il gol del possibile 1-2 per fallo se non andiamo su Filistad. Città Messina che allora si riporta in avanti con questo rinvio da parte di Paterniti. C'è qualcosa, l'arbitro ha qualcosa da ridire verso la panchina delle Città di Sant'Agata. Forse viene allontanato addirittura Bellinvia, vediamo. Sì, il direttore di gara allontana Bellinvia, l'ex mister del Città di Messina viene fatto accomodare fuori dal direttore di gara, forse per proteste. Non è stato chiaro in questo caso, è stato però inflessibile l'arbitro e allora Bellinvia riguadagna gli spogliatoi. Giornata da dimenticare per l'ex mister del Città di Messina che fino a questo momento sta perdendo il confronto contro mister Furnari. Il Città di Messina conduce per 2-0 sul Città di Sant'Agata.
3 punti che potrebbero essere fondamentali per la stagione del Città di Messina. Arriva il rinvio da parte di Paterniti, deviazione in avanti di Lacorte a cercare Di Stefano che prova a cercare spazio, poi arriva alla Corte che prova con il destro, ancora la Corte para in qualche modo in 2 tempi il portiere Scurria. Ci ha provato Franco Lacorte a trovare il bis dopo il gol contro il Camaro, in qualche modo però è riuscito a respingere il neoentrato. Città di Messina che guadagna metri con questa rimessa laterale, viene però fermata dalla Città di Sant'Agata. Arriva un fallo secondo il direttore di gara da parte di Salvo Leo. Città di Sant'Agata batte il calcio di punizione, pallone in movimento e allora è tutto da rifare. Ci sarà questo nuovo tentativo offensivo per il Città di Sant'Agata che deve adesso accelerare. Siamo a 10 minuti dal termine. Cerca di provare a riaprire il match. Lancio lungo verso l'area di rigore, c'è la deviazione che però non trova nessuno. Stop addirittura di petto Paterniti e fa sua la sfera. Rinvia verso Costa, il controllo non è perfetto, c'è una rimessa laterale per il Città di Sant'Agata che si ributta in avanti. Il pallone sull'out di destra viene messo in area di rigore. Cicirello prova a controllare, il pallone arriva a Mincica che riesce a controllare al limite dell'area, va a scaricare per il compagno il destro una volta, riesce a respingere Paterniti, ancora una volta però il Città di Sant'Agata in possesso del pallone, riesce ad allontanare in questo caso Fragamane. Ancora il Città di Sant'Agata però che sulle seconde palle arriva prima, c'è però un fallo dei giocatori di mister Bellinvia e allora il Città di Messina può guadagnare metri, può guadagnare tempo. Nell'occasione il numero 14 delle Città di Sant'Agata, un altro dei neoentrati di mister Bellinvia, Calafiore, ha provato con la conclusione centrale, potente sì, non precisa, è riuscito a respingere con i pugni l'estremo difensore Paterniti che è pronto adesso a ridare il rinvio. Cerca ancora una volta Costa che prova a deviare, Città di Sant'Agata che riconquista però la sfera, lancio lungo a cercare Cicirello, viene anticipato nuovamente da Filistad. Buona partita da parte di Filistad, se non fosse per l'errore nel primo tempo che praticamente aveva spianato la strada all'1 contro 1. Andiamo in cronaca con lo Giudice che controlla la sfera, cerca Costa che prova a dare nuovamente verso lo Giudice, sbaglia però il passaggio, il numero 7, il pallone viene riconquistato da Cardia che scarica su Di Stefano, ancora Di Stefano che inciampa sul pallone, riconquista la sfera il Città di Sant'Agata che prova a rilanciarsi in avanti sull'out di destra. Uno dei neoentrati di mister Bellinvia prova a mettere in mezzo Mincica, non arriva sul pallone, arriva la respinta della difesa delle Città di Messina che fino a questo momento nel secondo tempo è stata perfetta per evitare le offensive delle Città di Sant'Agata che si è presa a questa rimessa laterale. Il pallone viene sventagliato dentro, riesce però a respingere la difesa delle Città, lo Giudice prova a ripartire, viene fermato, Costa prova a rimettere in avanti, il pallone alla fine arriva tra i piedi dei giocatori della Città di Messina che provano nuovamente a ragionare con Calcagno che cerca il supporto di Salvoleo che prova a lanciare in avanti, trova la deviazione della difesa. Arrivano i finali, finisce Biancavilla Scordia sul risultato di 0-0. Vince e rimonta il Paternò sul campo del Ragusa, vince fino a questo momento anche il Camaro per 2-1 in casa contro il Rosolini e 0-0 invece il finale fra Realaci e Adrano. Una classifica in questo momento dice che la Città di Messina è capolista, con questa vittoria supererebbe anche il Biancavilla. Nel frattempo torniamo in cronaca, il Città di Sant'Agata che prova a proporsi in avanti, il mancino che sfiora il palo di Paterniti. Vicino al gol il Città di Sant'Agata con Cicirello che ha calciato una gran botta col mancino, non trovando però lo specchio. Il risultato resta dunque di 2-0. Il rinvio da parte di Paterniti
Il Città di Messina prova nuovamente qui sull'out di sinistra a cercare di riconquistare il pallone, lo tocca Di Stefano che controlla, prova in rovesciata, subisce fallo, un fallo importante guadagnato dal neoentrato di Mr. Furnari. Mancano 6 minuti al triplice fischio, il Città di Messina conduce per 2-0 al Cicino Micale contro il Città di Sant'Agata in questa 14ª giornata del campionato di eccellenza, un girone B che adesso vede la squadra di Mr. Furnari al primo posto, complice lo 0-0 del Biancavilla contro il Rosolini, contro lo Scordia, scusate. C'è un calcio di punizione per il Città di Messina, il pallone nuovamente è preda di Lo Giudice che riesce a saltare un po' di avversari, va a scaricare su Calcagno. Il pallone di Stefano ancora una volta per Lo Giudice, riconquista il pallone del Città di Sant'Agata che lancia in avanti Cicirello, prova con il colpo di testa a servire un compagno, fallo su Fracapane. Città di Messina che allora può rifiatare, fallo importante guadagnato dalla difesa della Città di Messina. Adesso rinvia nuovamente verso Lo Giudice, anticipato la difesa della Città di Sant'Agata. Prividera in possesso della sfera, prova a cercare sulla verticale Mincica che viene però fermato dalla difesa della Città che prova a rinviare con Silvestri che cerca in avanti la corte, riesce a difendere in qualche modo il numero 17 e però il Città di Sant'Agata ancora in possesso, subisce fallo, c'è munizione battuto rapido da quelli del Sant'Agata che si propongono nuovamente in avanti, la verticalizzazione ancora una volta a cercare Mincica che nel secondo tempo è un po' scomparso. Proprio Mincica che ci prova con il mancino a mettere il pallone in mezzo sul secondo palo, arriva in qualche modo l'acrobazia da parte del giocatore del Città di Sant'Agata, il pallone però era già uscito e allora sarà rimessa dal fondo per il Città di Messina. Come detto, nella seconda frazione il Città di Sant'Agata non è riuscito a creare grossi pericoli alla porta di Paterniti rispetto al primo tempo dove erano andati a un passo dal vantaggio con Isgro e con Bontempo. Sono stati fondamentali cambi. Il gioco a scacchi di questa partita lo sta vincendo Mr. Furnari con l'ingresso in campo di Lo Giudice che ha praticamente cambiato il volto della partita. Città di Messina che adesso prova ad amministrare il possesso in maniera anche abbastanza ordinata. C'è il lancio di Fragapane a cercare nuovamente Lo Giudice, finisce fuori la sfera. C'è una spinta sullo Giudice non ravvisata dal direttore di gara. Prividera cerca il possesso del pallone, Lo Giudice in pressing. Ancora una volta il Città di Messina a riconquistare il pallone con la Corte che adesso ha un po' di spazio. Ancora la Corte che cerca Lo Giudice, va ad allargare su Costa, mantiene il possesso il Città di Messina con Calcagno che cerca Cardia. Ottimo fraseggio che trova nuovamente Di Stefano lì sull'out di sinistra, preferisce guadagnarsi la rimessa laterale il numero 14. Sarà proprio Di Stefano forse a incaricarsi della battuta della rimessa laterale. Sì, prende il pallone il neoentrato, mette il pallone in avanti verso Lo Giudice che prova a difenderlo. Rimessa laterale ancora una volta per il Città di Messina. Passano i minuti sul cronometro, adesso ne mancano solamente 3 al fischio finale. Costa riesce a difendere il possesso, ancora una volta rimessa per il Città di Messina che sta guadagnando tempo prezioso per portare a casa i 3 punti. Calcagno prova a mettere il pallone in mezzo, si impenna un campanile, la Corte sul portiere Scurria che riesce a rinviare in qualche modo. Città di Sant'Agata che prova la ripartenza adesso, c'è il pressing da parte del Città di Messina sulla sinistra, però c'è un po' di spazio per il Città di Sant'Agata che prova a ributtarsi in avanti con il lancio verso Cicirello, anticipato in questo caso dalla difesa della Città di Messina da Fragapane che si rifugia in calcio d'angolo. Come detto siamo al 43esimo adesso, mancano 2 minuti al triplice fischio del direttore di gara, vedremo se concederà recupero come molto probabilmente farà visti i tanti cambi effettuati da entrambi i mister. Città di Sant'Agata che adesso prova alla disperata a riorganizzarsi dal punto di vista offensivo, riesce però a tenere bene il campo il Città di Messina, c'è sempre l'uomo sullo scarico del Città di Sant'Agata in pressing. Costa in questo caso riesce a recuperare il pallone in maniera non fallosa secondo il direttore di gara, bravissimo Costa che si destreggia alla grande, perde però il possesso il Città di Messina. Sant'Agata che si ripropone in avanti, il pallone viene allargato sull'out di sinistra, Silvestri cerca di fronteggiare l'avversario, prova nuovamente a rientrare il Città di Sant'Agata con Prividera, non c'è però spazio, cerca di servire Zingales, il pallone però si perde sul fondo
poche idee per il Città di Messina, per il Città di Sant'Agata. Non manca molto al triplice fischio del direttore di gara. Il minuto è il 44esimo del secondo tempo. C'è bisogno di un cambio in casa Città di Messina. Entrerà con il numero 15 Ginago. Vedremo al posto di chi. C'è un dolorante compagno che esce, se non andiamo errati. Si tratta di Giuseppe Costa, che quindi riguadagna la panchina per Ginago. Per Ginago sono gli ultimi minuti a sua disposizione per il Città di Messina, che quindi, salvo miracoli sportivi, porterà a casa i 3 punti e tornerà a Messina con il sorriso stampato in faccia. Grande prova quella di Costa, che dà continuità al rendimento dimostrato contro il Camaro. Torniamo in cronaca con Paterniti, che è pronto al rinvio. Pallone con il mancino verso la corte, che riesce a deviare e mandare in avanti lo giudice, che pressa forte. Ancora la corte che va a pressare sulla difesa del Città di Sant'Agata. Scurria riesce in qualche modo a rinviare il pallone, che finisce però dai piedi di Calcagno, che prova il destro dalla lunghissima distanza. Ci ha provato l'ex Taormina con un tentativo dai 40 metri. Non trova però il bersaglio grosso. Città di Sant'Agata che prova nuovamente a ributtarsi in avanti. Il pallone verso Mincica in posizione irregolare. L'assistente non ha esitato un attimo e ha alzato la bandierina. Abbiamo superato il 90esimo. Il direttore di gara concede il recupero. No, non è la chiamata del recupero quella del direttore di gara. Allora torniamo noi in cronaca con il Città di Messina, che adesso cerca di tenere a bada le offensive del Città di Sant'Agata. Bravissimo in questo caso Fragapane, che allontana definitivamente il pallone. Siamo già un minuto oltre il 90esimo, è il minuto 91. Città di Sant'Agata in possesso della sfera. Il pallone viene lanciato in avanti, controllato in qualche modo dagli attaccanti del Città di Sant'Agata. Prividera va a scaricare su Zingales. Ancora Zingales che cerca spazio. Va nuovamente a scaricare su Prividera, che lancia lungo a seguire l'inserimento del compagno. Il pallone però si perde sul fondo, è lungo. Non manca molto. Il Città di Messina è Corsara sul campo del Ciccino Michele di Capodorlando contro il Sant'Agata, e si alza il coro dei tifosi del Città di Messina accorsi a questa trasferta. Il rinvio da parte di Paterniti. La corte prova a toccare per Di Stefano, riesce a recapitargli il pallone, controlla il numero 14 che riesce a servire lo giudice. Ancora lo giudice sull'out di sinistra, tiene il pallone in maniera intelligentissima vicino alla bandierina del calcio d'angolo e se lo guadagna. Spettacolare l'impatto di lo giudice in casa Città di Messina. È lui che ha trovato il gol che ha sbloccato questa difficile partita contro Città di Sant'Agata. Poi per lui possessi intelligentissimi che hanno sempre portato al possesso del Città di Messina, che adesso si guadagna ancora una volta spazio Ciccio Cardia. C'è una rimessa laterale proprio per i giallorossi. È stato Prividera l'ultimo a toccare. Siamo a un attimo dal triplice fischio. Prividera lancia il pallone verso Cardia. C'è la rimessa laterale di Cardia a servire la corte. Ancora la corte che tiene il pallone, prova a difenderlo, riesce la difesa del Città a riprendere il pallone, non evitare però il calcio d'angolo. L'ultimo tocco infatti è stato di un difensore del Città di Sant'Agata. Può ancora guadagnare secondi preziosi sul cronometro il Città di Messina. Lo giudice dal corner stavolta cercherà di mettere il pallone in mezzo, probabilmente è una delle ultime occasioni di questa partita. Proprio lo giudice che mette dentro e per poco non va a sorprendere Scuria sul proprio palo. Il pallone però va sul fondo.
Scurria prova a rinviare veloce con il destro, il pallone viene riconquistato dal Città di Messina. La Corte sull'out di destra prova a guadagnare spazio, ancora la Corte prova a scaricare, il suo controllo è stato perfetto in questo caso. Riconquista il pallone il Città di Messina con Calcagno che lotta a centrocampo, ancora il pallone però preda i giocatori delle Città di Sant'Agata. La Corte in pressione, forse fallosa, il pallone finisce ancora tra i piedi dei giocatori del Città di Sant'Agata che provano una delle ultime offensive. Il pallone però, secondo il direttore di gara, è uscito fuori, allora rimessa laterale per il Città di Sant'Agata, viene ovviamente battuta veloce. Il pallone arriva a Privitera che cerca di verticalizzare, riconquista però la sfera Cardia, ancora il Città di Sant'Agata che ributta la sfera in area di rigore. Arriva il definitivo rinvio da parte di Fragapane. Rimessa laterale per il Città di Sant'Agata, battuta molto probabilmente un metro troppo in avanti. Fallo su Francesco Di Stefano, il fallo che forse va a decretare la vittoria delle Città di Messina. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Città di Messina è la nuova capolista del campionato di eccellenza, complice il pareggio del Biancavilla contro lo Scordia. Trova il primo posto in classifica. Le reti del neoarrivato Damiano Lo Giudice e di Rosario Rasà portano al comando del girone il Città di Messina. Arrivano i festeggiamenti a bordo campo e la vittoria di Mister Furnari che indovina ancora una volta il cambio decisivo per portare a casa i 3 punti nel primo tempo. Per doveri di cronaca diciamo che il Sant'Agata era stato sicuramente superiore alla Città di Messina. Nella seconda frazione però è entrata con un altro piglio la squadra di Mister Furnari e ha trovato il gol prima con Lo Giudice e poi con Rasà in 6 minuti. L'1-2 pazzesco delle Città di Messina ha portato alla vittoria, ha portato al primo posto in classifica il Città di Messina. E allora, amici sportivi, amici della Wii Sport, il più cordiale saluto da Antonio Caraveri. Ringraziamo Claudio Costanzo per le riprese di questo match. Vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima settimana.